il settore alimentare è comunque un settore ancora positivo. Il vino all'interno di questo è ancora più positivo. E quindi è sicuramente importante. Qui abbiamo delle produzioni, tra l'altro in Veneto, la regione che io rappresento per Confindustria, abbiamo gli ultimi 3 fenomeni mondiali in fatto di vino, sono tutti e 3 veneti: Pinot Grigio, Prosecco e Amarone. Allora è un caso, è una fortunata coincidenza o c'è del vero? C'è sicuramente del vero, ci sono dei territori stupendi, ci sono degli imprenditori particolarmente illuminati che hanno fatto sì che questi prodotti avessero questo grande slancio nel mercato internazionale. Il vino appunto può fare da traino, dico sempre, è impossibile in Italia, nelle regioni d'Italia, parlare di vino senza parlare del substrato culturale, anche quello culinario, come è impossibile il contrario, parlare di cibo senza includere il vino. Campofiorin effettivamente è una bandiera di Masi ed è un vino che esprime tantissimo il carattere di Masi, il carattere della mia famiglia, di mio padre, di mio nonno e di tutti i miei familiari. Un vino gentile e cordiale come la gente del Veneto, ma un vino che sa anche alzare la voce, si sa fare apprezzare in tutto il mondo, quindi anche un vino molto internazionale che si apprezza con diversi piatti, con diverse culture. È un vino che appunto ha 50 anni. Perché ha 50 anni? Perché è un vino che comunque nel suo percorso ha sempre saputo reinventarsi. Io non credo che mio padre a suo tempo abbia pensato voglio andare all'estero. È stato il vino che l'ha portato all'estero, è stata la passione della sua terra, dei frutti che porta, della bellezza di quello che abbiamo qui nel Veneto che lo ha fatto viaggiare per andare a far sapere quanto è buona la sua terra, quanto è bella e cosa produce. È una novità da un certo punto di vista perché il rosso nel Montello si è sempre prodotto. Prima era DOC Montello Colli Esolani, adesso dal 2012 è diventata DOCG, però non si fa altro che riproporre quelli che sono sempre stati i vini prodotti in quella zona, quindi il Cabernet Franc, il Cabernet Sauvignon, il Merlot, il Carmener. E adesso noi siamo i secondi di tutto il territorio che lo propongono, ma è giovane per cui sicuramente arriveranno anche altri. Però è anche il piacere di riproporre un territorio che magari negli ultimi anni è stato un po' messo da parte. Magari tanti non sanno neanche che c'è la DOCG del Rosso Montello, però nel nostro territorio si produce vino da 1000 anni. Tanti si atteggiano magari con territori che non hanno questa grande storia, invece da noi c'è sempre stato. Quindi quest'anno lo presentiamo l'abbiamo presentato al Vinitaly ed è un'opportunità per poterlo riscoprire. Il nostro territorio è sempre stato poco rimaneggiato, per cui poco intervento umano. Il terreno riesce a esprimere ancora grande vitalità e questo si riconosce nel vino, che ha una sicuramente buona bevibilità perché è un rosso di corpo con piacevolezza, però anche si sente nel vino la mineralità del territorio. Un territorio che è stato dove c'è poco intervento umano. Sì, dopo la peculiarità dell'Asolo Montello è che è l'unica DOCG italiana che esprime da un lato il rosso per i vitigni di cui ho parlato prima e dall'altro la DOCG anche per il Glera, che è Asolo Prosecco superiore, l'unico territorio in Italia che ha queste due peculiarità. Territorio piccolo, pochi produttori, però da riscoprire, da valorizzare di nuovo. Quindi quello magari è un po' più conosciuto, il Prosecco. Si può fare di più anche sul rosso. Guarda, è una cosa unica nel suo genere perché queste viti che vivono proprio nella riva della laguna proprio, che catturano questi sali minerali che il terreno ha
e poi li trasmette nel bicchiere, la gente rimane un po' perplessa, ma quando assaggia i nostri vini rimane colpita, perché questo veramente lo senti in maniera marcata. Soprattutto i vitigni, quelli che storicamente partono quasi dalla Grecia e vengono su piano piano toccando tutta la riva croata, slovena, soprattutto la Malvasia istriana, uno dei vitigni che poi ha la capacità veramente di captare questi sali nel terreno. La Malvasia istriana è un vitigno che è diventato quasi un vitigno autoctono, diventa un vitigno nostro perché si è adattata fortemente ai nostri terreni. Perciò nasce con un clone ben preciso ma si modifica nel percorso del terreno.